Amici dello Scrigno del Calcio, buongiorno, bentornati alla rubrica Che fine hanno fatto? Oggi andiamo in provincia di Napoli, ad Afragola, città di 61.000 abitanti, quindi neanche pochi, per parlare dell'Afragolese, club fondato nel 1944 e che nella stagione 46-47 e 47-48 milita nella Lega Sud di Serie C, quindi a pochi anni dalla sua fondazione gioca in quella che a tutti gli effetti può essere considerata Serie C, anche se, come vi dico sempre, è difficile andare un po' bisogna contestualizzare, centellinare bene il tipo di struttura di campionati degli anni 20, 30 e 40. Nella stagione 81-82 la società vuole fermamente vincere il campionato interregionale. Dopo tanti anni di dilettantismo la Fragolese vuole arrivare a tutti i costi in Serie C2, ci riesce vincendo il campionato, ma la C2 sfuma perché proprio alla fine vengono inflitti 6 punti di penalizzazione per illecito sportivo che declassano la Fragolese al secondo posto. I campani ci riprovano l'anno successivo, 82-83, e stavolta senza code, senza brutte sorprese, senza docce gelate, ci riescono e vengono promossi in C2, dove restano per ben 6 stagioni, conquistando nelle prime 2 annate un quarto e un quinto posto, quindi una società assolutamente di tutto rispetto, che non va a fare la comparsa in C2. Retrocede però dopo 6 stagioni al termine del campionato 88-89. Già nell'estate del 1988 si inizia a vociferare di problemi finanziari, economici, che mettono anche a rischio l'iscrizione alla Serie C 88-89. L'iscrizione arriva, il campionato la Fragolese lo disputa, ma lo perde, diciamo così, retrocedendo a maggio del 1989. Dopodiché tantissime peripezie che hanno portato la squadra al massimo a tornare in Serie D, ma a vivere anche annate di fallimenti, di ripartenze da categorie veramente infime. Riparte dall'eccellenza nel 2023, quindi negli ultimissimi anni, ma vince proprio l'eccellenza in questa stagione che è appena terminata, per quando sto girando io il video. Ovviamente magari qualcuno lo vedrà fra 3 anni e dirà: ma che dice questo? Nel 2025-2026 la Fragolese vince il campionato di eccellenza e dunque disputerà la stagione 2026-2027 finalmente in Serie D, con quell'occhio alla Serie C che ad Afragola non vedono da ormai quasi 40 anni. Questa è la storia della Fragolese e questo è lo Scrigno del Calcio. Ogni lunedì noi analizziamo una squadra che in passato è stata tra i professionisti anche solo in Serie C, come in questo caso, ma ne abbiamo analizzate parecchie che hanno fatto la Serie B, che hanno fatto addirittura la Serie A, ma che oggi sono un po' dimenticate. E io torno domani. Ciao!